Si è temuto il peggio a Mestre quando è scattato l'allarme bomba per una valigia abbandonata ai piedi di un negozio chiuso da tempo. Ed è proprio qui al civico 25 di via Bissuola dove è stata ritrovata la valigia che ha destato molta preoccupazione questa mattina intorno alle 9. È stata trovata qui, abbandonata ai piedi di questa saracinesca ancora abbassata, quando il residente ha chiamato subito il 112 per l'intervento. Sul posto, con i carabinieri del nucleo radiomobile di Mestre, anche gli artificieri dell'arma giunti da Padova, il cellulare dei poliziotti dalla questura di Venezia, le ambulanze con il personale del SUEM 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Insomma, un grande dispiegamento di forze per garantire la sicurezza della cittadinanza. Per oltre un'ora e mezza interdetta al traffico tutta l'area attorno all'intero quadrilatero delle intersezioni presenti, bloccati anche i mezzi pubblici. La valigia in questione è questa. Allarme è rientrato quando verso le 11, come chiaro dalle immagini, si è constatato all'interno della valigia non ci fosse nulla, specie di pericoloso. Sconosciuta al momento l'identità del possessore del trolley.